Bene, eccoci insieme anche oggi, in questo periodo in cui insomma, c'è anche l'opportunità di guardarsi fuori di casa. Parliamo di una nuova opportunità per il territorio, nel caso arriva dalla Gran Bretagna, e ne parliamo con Lorella Tonellotto, che è la responsabile Italia di The Landmark Trust, in qualche maniera l'omologo d'oltremanica del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Prima di arrivare nel merito mi piace sempre fare un po' di autocritica, perché credo che quello che sto per dire sia comune a molti. Abbiamo sempre l'idea di pensare che le persone che vivono in belle dimore storiche siano sempre dei ricchi possidenti. Questo sicuramente era in origine. Poi, avendoli conosciuti, mi sono accorto che con il trascorrere insomma, delle generazioni spesso queste dimore storiche sono gestite da persone che hanno delle attività normali, come tutti noi, ma i costi sono decisamente diversi. E quindi c'è la necessità, insomma, di trovare delle soluzioni per far sì che questo patrimonio non vada in degrado. Purtroppo ci sono anche molti di questi edifici che alla fin fine restano abbandonati, e in questo, insomma, è importante l'opera che sta facendo il FAI. La differenza fra il FAI e il Landmark Trust, che comunque lavora in connubio con il FAI, lo chiediamo alla nostra ospite. Sì, il Landmark Trust è una fondazione nata nel 1965 per opera di Sir John e Lady Smith, che videro la necessità proprio di salvare, di recuperare degli edifici storici che erano importanti in un territorio, erano proprio dei punti di riferimento per il territorio, quindi per le persone che ci vivevano e che avevano bisogno di essere recuperati, anche per riportarli alla loro dignità, per riportare anche ad una dignità del territorio stesso e riportare anche le persone a vivere in quegli ambienti, perché un edificio può avere un valore se anche il territorio che lo ospita è protetto e conservato. E quindi questo era l'obiettivo dei nostri fondatori principali, ed è anche l'obiettivo del Fondo Ambiente Italiano, che persegue le stesse attività. Infatti il FAI è nato diciamo, sul modello del National Trust, che è il maggiore ente no profit inglese, che gestisce gran parte delle coste della Gran Bretagna, e quindi il FAI si è ispirato, Giulia Maria Crespi si è ispirata proprio a metà degli anni 70 a questo modello. Il Landmark Trust è il secondo ente più grande nel Regno Unito, e conoscendo l'attività che svolge il FAI in Italia abbiamo pensato di iniziare questa collaborazione e di completare la loro offerta di visite ai loro beni, offrendo anche la possibilità di soggiornare in alcuni di questi beni. Insomma, mi verrebbe da dire con un sorriso, insomma, dagli affittacameri agli affittaville, agli affittabeni culturali, insomma. Sì, e questa è una formula interessante, perché spesso si portano delle persone a visitare, a vivere in luoghi che non sono comunemente visitati dal turismo, diciamo, di massa, e vengono a scoprire non solo degli edifici molto belli, che non si parla soltanto di ville o di castelli, eccetera, ma a volte si portano le persone a visitare dei luoghi che sono abbastanza, diciamo, anche remoti, tipo in Inghilterra ospitiamo le persone in stazioni ferroviarie dismesse, piuttosto che in ospedali, piuttosto che in fari abbandonati, esatto, scuole materne che non vengono più utilizzate da molti anni, strutture che erano state abbandonate soprattutto nel dopoguerra. E quindi è importante che le persone conoscano questi luoghi. Ma voi li acquisite o vi affiancate alla proprietà? Molto raramente acquistiamo proprietà, ci vengono proposte o donate, come per i FAI, vengono donate da persone che non riescono più certo, non possono più permettersi di gestirle, e noi le recuperiamo, le restauriamo in un modo facciamo un restauro conservativo, quindi utilizzando anche del materiale
materiale più possibile simile a quello che è stato usato in origine e anche facendoci aiutare da degli studenti di scuola di restauro, e quindi riprendendo in mano anche dei mestieri che sono stati un po' abbandonati. Questo è anche un obiettivo molto importante. Una volta recuperato questo edificio, diciamo che diamo anche un valore maggiore all'ambiente che questo edificio ospita, quindi al territorio. Riportiamo magari anche un'economia che era andata perduta, l'agricoltura piuttosto che l'artigianato locale, e diamo un valore aggiunto a questi luoghi che sono stati abbandonati per tanto tempo magari. Nel Veneto ce ne sono un paio. Sì. Che sono Villa Saraceno ad Agugliaro in provincia di Vicenza e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia nel Padovano. Sì. Villa Saraceno è l'unica proprietà che abbiamo in Italia, acquistata da Sir John e Lady Smith come completamento della loro attività filantropica, diciamo, che hanno svolto per molti anni. Villa Saraceno era in uno stato completo di abbandono, era abbandonata da più di 30 anni, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro di restauro molto lungo, molto laborioso, ed è ancora difficile la manutenzione, il mantenimento, perché l'abbiamo cercato di riparare quello che c'era più che di sostituire. Questo è l'obiettivo di Landmark Trust, è proprio il voler mantenere il più possibile le caratteristiche originali dell'edificio. E siamo riusciti a fare un bel lavoro, abbiamo avuto un premio per il miglior restauro da Europa Nostra nel 1994, quando è ultimato il restauro, e da lì un po' abbiamo incominciato ad ospitare molte persone che vengono da tutto il mondo, tant'è che probabilmente Agugliaro è più conosciuta a New York, a Los Angeles o a Londra più che a Noventa Vicentina, che è il paese lì vicino. Per cui, devo dire, molte località d'Italia hanno questa caratteristica. Infatti quella zona del Basso Vicentino, per esempio, non è una zona molto, diciamo, molto percorsa dal turismo, a parte Testimonio che non ho mai trovato nessuno che dica vado a fare le vacanze ad Agugliaro. Sì, però ad esempio nessuno sa che c'è un dipinto del Tiepolo nella chiesa di Noventa Vicentina, non conoscono Villa Barbarigo, che è la sede del comune di... Però ovviamente le persone non prenotano un viaggio da New York per venire a vedere la pala del Tiepolo a Noventa Vicentina, però le persone che ospitiamo noi a Villa Saraceno sanno che c'è questo patrimonio anche in questa parte dell'Italia, quindi è un incentivo anche all'economia locale di poter anche rispondere alle esigenze delle persone nuove che si integrano nel territorio e con i locali e che vengono a soggiornare in questi luoghi bellissimi. Sì, anche perché devo dire che Luvigliano di Torreglia comunque Colle Euganei. Sì. Quello è una zona più conosciuta perché ci sono... Agugliaro mi pare una scommessa ancora più forte. C'è una buona differenza infatti. Villa dei Vescovi è molto conosciuta in Italia perché appunto è proprietà del Fondo Ambiente Italiano e è aperta al pubblico, quindi a Villa dei Vescovi vengono svolte moltissime attività. Perché lei l'ha accennato prima, ma la differenza fra voi e il FAI è che il FAI apre questi patrimoni alla visita, mentre voi invece permettete di soggiornarvi. Sì, esatto. Ecco. E quindi è un completamento un po' di questa attività. È un vantaggio per entrambe, perché questo ci permette di supportare entrambe. Con, per esempio, Landmark, con il fatto che ora collabora con il FAI e ospita il suo portafoglio di clienti nelle proprietà FAI, sostiene il FAI e i nostri ospiti che soggiornano in queste proprietà diventano automaticamente soci FAI e quindi il FAI acquisisce anche degli associati che vengono da tutte le parti del mondo, perché questi sono i clienti che abbiamo noi. Ecco, mi scusi, però queste ville, sto pensando a questi immobili, sono generalmente molto grandi. Cioè la persona, la famiglia che vi soggiorna in tutta la villa, cioè c'è una compresenza anche di più famiglie?
Assolutamente no. Perché ci picchia. No, non siamo più abituati a quelle dimensioni. No, in realtà, ecco, questa è un po' una condizione del tipo di edifici che scegliamo, però Villa Saraceno è forse l'edificio più grande che abbiamo, tra le 200 proprietà che gestiamo come Landmark Trust. Ospita 16 persone, la formula è straordinaria perché le persone che vengono a soggiornare nelle nostre proprietà diventano i custodi di queste proprietà. Quindi noi consegniamo le chiavi. Ma devono essere 16 persone dello stesso nucleo? Assolutamente no. No. Beh, cioè, nel senso sì, c'è una persona che affitta la proprietà e arriva con amici, parenti, con chi vuole, però è solo questo gruppo che costituito da questa persona. Quindi che viene ad abitare. In qualche maniera già si conoscono, ecco. Sì, non è che no, non viene condivisa con non gruppi. Come un B&B, ecco. No, assolutamente. Quindi noi consegniamo le chiavi della proprietà e queste persone diventano proprietari di questo luogo per il periodo che vi soggiornano. Per cui è diciamo che diventano anche loro stessi custodi, imparano a conoscere la storia di questo edificio, la storia di questo luogo, trovano una biblioteca dove ci sono libri che parlano di questa casa. Una full immersion. Diciamo che è un tipo di turismo anche educativo, perché c'è il tempo da spendere per conoscere l'ambiente, per conoscere il luogo, l'edificio storico, per stare insieme anche. Non c'è wifi e non c'è televisione nelle nostre proprietà. Grande. Almeno per qualche momento possiamo essere sconnessi. Sì. Una curiosità per concludere, lei dove vive? Ci stupisca, vive in un appartamento? Io vivo in un appartamento a Venezia, sì. Beh, sempre Venezia, ma... Ma sono molto fortunata comunque di fare questo lavoro. Lei le prova, le dimore? Assolutamente sì. E le consiglio a tutti. Grazie a Lorella Tonellotto, che ricordiamo essere la responsabile per l'Italia di The Landmark Trust, promotore di questo nuovo modo di valorizzare il territorio, che è la residenza in ville, in Italia non ancora castelli, insomma, ma quantomeno per quanto riguarda la nostra area, in 2 ville che sono Villa Saraceno ad Agugliaro in provincia di Vicenza e Villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia nel Padovano. Come dire, da provare. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima.